E allora, immantinente, velocemente, rapidamente, siamo già in onda, credo, presumo, dallo scomparire della sigla desumo questo. Sì, Do il benvenuto e il buongiorno a Carlo Cambi, che è già in collegamento con noi. Sarà una puntata molto rapida, molto smart. Stamattina Carlo ci deve lasciare alle 10, quindi entriamo subito nel vivo. Carlo, intanto grazie anche per stamani. Ieri No, ci siamo fatti una mi, chiacchierata, mi scuso, ma ho una figlia che parte per la Grecia, la devo accompagnare, quindi abbiate pazienza. non con la flottiglia però. Mm. No, 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 credo che vada con la compagnia regolare di traghetti. Senti un po', ma sta roba della flottiglia secondo te come finisce? E che Finisce cosa male, ci lascia? finisce male perché la flottiglia è diretta da Hamas e Hamas la sta usando per boicottare questo piano di pace elaborato da Donald Trump e dai paesi arabi. E sabato l'Italia sarà incendiata da bandiere Propal sulle quali soffiano tanto il Movimento 5 Stelle quanto il PD, con finalmente la manifesta, con l'esplicita intenzione di sostenere Hamas, perché oggi di fronte a questo piano di pace, chiunque sventoli una bandiera della Palestina sventola la bandiera di Hamas, perché chi impedisce che questo piano di pace prenda volume è esattamente Hamas, che usa la flottiglia, che è peraltro pagata da Hamas e dove ci sono infiltrati di Hamas, come grimaldello per far saltare qualsiasi accordo che rispetti il popolo palestinese. Deve essere chiaro a tutti che l'interesse del popolo palestinese è totalmente confliggente con l'interesse di Hamas. Carlo, non ci eravamo messi d'accordo, non ci eravamo neanche parlati, ma presumevo che anche io questo fine settimana potesse essere o sarà molto caldo in giro per l'Italia, perché Sì, comunque qualsiasi... perché è chiaramente la strategia, ma l'ho già detto mille volte, chiaramente la strategia dell'islamismo terroristico di infiltrarsi nell'Occidente attraverso movimenti di massa. L'ho scritto anche se forse è passato per occhio, che questo sommovimento assomiglia a quello del Vietnam, solo che quello del Vietnam era realmente anti-americano e però venato da pacifismo. Questo è chiaramente anti-occidentale e venato da aggressività terroristica. Detto tutto questo, vorrei aggiungere che come si sta glorificando la flottiglia, eccetera, eccetera, mi piacerebbe che il 7 ottobre, anniversario della battaglia di Lepanto e della strage compiuta da Hamas in Israele, venisse dichiarata festa dell'Europa. Cosa che non succederà ovviamente. Così alla flottiglia contrapponiamo la flotta cattolica che sconfisse l'impero ottomano, tra l'altro come dire, antenato di quella Turchia che oggi, come giustamente diceva il direttore Sallusti, è il punto debole della NATO o, se preferite, il cavallo di Troia dell'islamismo all'interno della NATO. Ecco, Carlo, si continua a dire che questi qui sulle varie barche della flottiglia sono di 44 nazioni, non è solo una cosa italiana. Intrasentivo stamattina mentre bevevo il caffè tutte queste argomentazioni. Vabbè, Negli altri paesi che risonanza sta avendo questa storia? nessuna, Che sia dato di sapere? Perché non noi ne qua ne parla, abbiamo fatto una questione nazionale, accendi la televisione c'è solo quello, non accendi ne la radio parla c'è solo quello, sui giornali c'è solo quello. tranne Mm. Sanchez in Spagna, ma per una ragione molto evidente, che la Spagna è da sempre un paese antisemita. Isabella la Cattolica, gli ebrei li ha sterminati e cacciati ben prima di Hitler, e la seconda ragione è che a Sanchez qualsiasi cosa agiti una prospettiva vetero-marxista o di sinistra, gli conviene agitarla perché così tiene se stesso al riparo dalle considerazioni che ha una famiglia di tangentali, visto che moglie e fratello sono sotto accusa per malversazione. Eh, Figlia non se ne frega nulla, addirittura la Svezia ha detto a Greta Thunberg: noi non ti diamo nessuna copertura diplomatica, punto. quindi il risultato netto di questa operazione quale sarà? Che hanno perso le elezioni nelle Marche. Tu dici, c'era il link era così stretto. Beh, l'hanno tracciato loro. Matteo Ricci, incitato dalla Schlein e da quel gruppo
di signorine che hanno fatto scelte sessuali diverse dall'ordinario, che gravita intorno alla segretaria del PD, è stato incoraggiato a fare il treno pro Gaza sulla tratta San Benedetto del Tronto-Pesaro. Pare che Netanyahu, una volta che l'ha saputo, ha riunito il gabinetto di guerra perché temeva questa cosa, e la cosa che ha detto Ricci è stato il primo, cioè non il primo atto da presidente della regione, farò un decreto per dare ai terremotati che ancora sono fuori casa degli alloggi decenti. No, primo atto della giunta Ricci sarebbe stato riconoscere lo Stato di Palestina. Ecco, devo dire con ciò mostrando, credo, uno scarso acume politico, perché insomma non era difficile da immaginare che sta roba non fregasse molto ai marchigiani in sede di regionali. Ma non frega in generale a nessuno. Gli unici a cui frega sono la Thalì Tocci, che piglia i soldi dall'Europa e tifa sempre per la guerra perché se no gli manca lo stipendio, un paio di passionari del PD, Lula Gebreal, che è stata elevata a rango di opinionista, non si sa bene perché, e Furfaro, Maiorino, uno che nel frattempo vende San Siro agli speculatori, o meglio, non lui direttamente, ma insomma Sala e il PD milanese, e basta. In giro Ecco, per della flottiglia non gliene frega niente a nessuno. allora, Ieri hanno ammesso, certo noi non portiamo sollievo alla fame dei palestinesi perché ciò che portiamo è troppo poco, la nostra missione è politica, quindi vuol dire che Hamas li sta usando come grimaldello per far saltare qualsiasi prospettiva di pace. Chiaro? chiarissimo. Carlo, non per saltare di palo in frasca, ma siccome l'hai appena citato l'affaire di San Siro, a me è sembrata una questioncina interessante, non solo perché parliamo da Milano, ma perché ha una valenza ben più ampia, anche politicamente, se vogliamo. Oggi sul giornale per cui sei firma di prima pagina, ovvero La Verità, il direttore Belpietro fa 4 conti, proprio quelli della serva, quelli che piacciono molto anche a me, su San Siro svenduto, 441 euro al metro quadrato rispetto ai 5.000 e passa, se vogliamo fermarci all'Agenzia delle Entrate, della zona di San Siro. Allora, secondo La Verità, secondo il direttore Belpietro, Sala fa un pessimo affare, no? Secondo te? Ma secondo me è tutto sbagliato, è completamente tutto sbagliato. Cioè, voglio dire, intanto non c'è nessun motivo di vendere San Siro, ok? Tu potevi tranquillamente autorizzare Inter e Milan a farsi un altro stadio dove volevano, tra l'altro credo che avessero già individuato in uno dei comuni della cintura di Milano l'area, e tuo compito era salvaguardare San Siro, che ha 3 valenze. Prima, è in parte credo anche vincolato alla soprintendenza. Sì. Comunque è un bene che appartiene alla città di Milano e che è rappresentativo della città di Milano. Avrà bisogno di manutenzione sicuramente, ma fra svenderlo e investirci qualche milione per tenerlo in vita bene era preferibile la seconda opzione. Terzo, San Siro è ancora una struttura funzionale, se non per giocare il calcio di altissimo livello, per fare una serie di manifestazioni che possono andare dai concerti a dei raduni, alle stesse gare sportive, perché no? Lì dentro non c'è nessun motivo per venderlo, nessun motivo per demolirlo, nessun motivo per abbandonarlo, tranne uno, che l'area di San Siro è l'area deputata alla nuova espansione immobiliare della città di Milano. E qui torniamo a bomba. E allora, se tu hai un assessore... E c'è già un'inchiestina bella che è preparata sulla questione. C'è già un'inchiestina bella preparata. Se tu hai un assessore come Tancredi, che, come dire, attiva le chat con i costruttori, che mi ricorda tanto Evangelisti ai tempi di Andreotti. A Fra che te serve. Esatto. Fa queste cose qua, tu dici qual è la posta in gioco? Allora, il conto che fa il mio direttore è un conto assolutamente commendevole, ma che a mio modo di vedere è pleonastico, nel senso che il tema non è se il comune ci rimette, il tema è se il comune è o non è ostaggio dei costruttori, e mi pare evidente che lo sia.
Beh, insomma, è in linea di continuità con quello che è emerso in questi anni, no? Lasciamo perdere il penale e le inchieste della magistratura, San ma i Siro fatti è sono quelli. quello, in No, noi chirurgia. abbiamo avuto, Carlo, a Milano una rinuncia completa alla politica, totalmente. Sì, ma non c'è governo della città, Appunto. c'è semplicemente un approccio ideologico su alcuni temi, ma è la stessa storia della flottiglia, se ci pensi bene, è lo schema mentale quello. Imponiamo un tema assurdo sul quale facciamo mobilitazione di massa e alla fine, sotto questa coperta ideologica perbenista, facciamo strame di tutto ciò che c'è da fare strame. Guarda, c'è un pezzo di Antonio Scurati che io non amo per nulla e che ha una prosa, a mio modo di vedere, bolsa, oggi su Repubblica, che però dice una cosa sacrosanta. E dice: quella Milano che vende San Siro è la stessa Milano che costringe la gente in 50 metri quadrati, che la fa morire di smog, che costringe gli anziani ad andare nei centri commerciali d'estate perché fa fresco o d'inverno perché fa caldo, e che demolendo San Siro e dando via libera in quell'area, voglio ricordare che è anche l'area dell'ippodromo, che è stato ampiamente riqualificato, che è tornato ad essere un'isola di svago. C'è anche la città, come si chiama, il mare di Milano, no? La città lì, quella lì vicino. Quindi c'è tutta un'idea di quel quartiere immaginato negli anni 50-60 come polo di respiro della città. Ecco, se tu lì per 5 anni gli fai respirare la polvere del calcestruzzo demolito e per i prossimi 100 anni gli fai respirare la polvere della speculazione edilizia, mi devi spiegare come giustifichi l'area C. Certo. Ecco. Tra l'altro. Carlo, il tempo vola. Oggi tu hai Vabbè. fatto un bel pezzo di riassunto, di inquadramento generale politico a pagina 4 della Verità di stamani su il post voto nelle Marche e in vista dei prossimi appuntamenti anche elettorali, ma con una considerazione di fondo. Qui sostanzialmente PD e 5 Stelle il campo largo non lo riescono a fare, sarà ben difficile, giusto? Sì, è un'emulsione come l'acqua con l'olio, cioè la puoi agitare nel momento in cui la agiti, sembra che sta insieme, appena si fermano, si separano. Ma voglio dire, può nascere il PD, scusami, il Movimento 5 Stelle è nato per un'idea di antipolitica, ok? Se c'è una forza politica che rappresenta nella sua essenza gli apparati politici istituzionali di partito, è il PD. Quindi come fanno già Mm. stanno due cose non si capisce. Seconda cosa, il PD parla a ceti delle ZTL, è evidente, basta che guardi i risultati elettorali delle Marche per sapere che gli unici voti positivi li hanno presi nelle città grandi, mentre in campagna, in montagna, nelle città più piccole, nelle città d'arte, nelle città dove ancora c'è un rispetto reciproco intorno all'identità, non hanno alzato palla. Quindi rappresenta la ZTL, mentre il Movimento 5 Stelle ha un elettorato totalmente assistito, che applaude al reddito di cittadinanza, che ha questa immagine diciamo un po' bolscevica, se vuoi, delle tasse che devono essere fatte pagare solo ai ricchi con le patrimoniali, perché così si distribuisce ai poveri, che è l'idea di un comico che fra l'altro ha un figlio stupratore, che è messo insieme a quell'altro visionario di Casaleggio, che era un altro che prendeva ordini dall'intelligenza artificiale, hanno creato questo mostro. Allora, tutta questa roba qua, come si mette insieme alle gote bolse di Prodi, alle intemerate di Draghi, al cerchiobottismo di Veltroni? Non sta insieme sta roba. E soltanto uno come la Schlein, che ha un'idea della politica del paese e della gente mediata attraverso le copertine di Vogue, perché erano quelle che leggeva quando faceva la studentessa elvetico-americana con in tasca delle paccate di miliardi che manco sa lei quanto costa un chilo di pane, e niente, come non possono stare insieme. Però che cosa succede? Che ci sono i vari Paolo Mieli, Geremica, i salottieri della stampa nazionale che hanno bisogno
di coltivare questa illusione perché gli fa schifo la pesciarola della Garbatella, capito? Perché gli fanno schifo gli italiani. La verità vera è che il PD e il Movimento 5 Stelle sono partiti anti-italiani. Ecco, l'unico collante che hanno è l'anti-italianità. Carlo, faccio un piccolo passo indietro, sempre rimanendo alla politica. Gira così, cioè non li sopporto. Sono incacchiatissimo con la Lega, vorrei che fosse chiaro. Ecco, no, adesso ci spieghi il perché però. La segretaria regionale della Lega nelle Marche, l'onorevole Giorgia Lattini, che fra l'altro ha un bellissimo faccino, una persona dolcissima, se ne esce stamattina dicendo: vogliamo confermato l'assessore regionale alla sanità. Vorrei far capire che nelle Marche la Lega è passata dal 22,4% ad appena il 7%, che l'assessore alla sanità, nonché vicepresidente della giunta, non è stato rieletto, che se prendi i numeri la Lega è utile ma non indispensabile alla maggioranza. Allora, invece di fare l'arrogante e per nascondere la sconfitta dire ma mi devi dare comunque l'assessore alla sanità, apro parentesi, significa l'80% della regione, tu devi fare una riflessione su perché hai perso. L'errore che fa la Latini è lo stesso errore che fa la Schlein. Se non ti metti a domandarti perché hai perso consensi e non capisci che devi cambiare linea politica e non capisci che sul mercato della politica ci sono offerte più appetibili della tua, sei destinato al declino. A me piacerebbe che Matteo Salvini facesse fare al partito questa riflessione e di sé e si rendesse conto che le intemperate di Roberto Vannacci vanno bene per una stagione ma non costruiscono affiliazione a un'idea, ok? Chiaro, ne abbiamo anche ampiamente, abbastanza discusso ieri. Il mio quesito poi portava anche lì sulla conclusione sulla conclusione della valutazione che stavi facendo ieri, che mi sembra una valutazione di ordine pratico, no? È chiaro che nelle segrete stanze o dove che sia, al di là delle pubbliche dichiarazioni, qualcuno dovrà fare quattro conti e li stia facendo, mi sembra, no? È evidente. Anche questa faccenda di Sala, ok? Ecco, qui ti volevo, perché volevo farti una domanda proprio su questo. Alla fine Sala è stato salvato, e ieri se la rideva, io ho visto quattro immagini, questo è un sindaco straordinario, se la rideva in aula con un tono di beffa fantastico e peraltro giustificato, perché alla fine ha detto l'importante è portare a casa il risultato, a me che me frega di tutto il resto, e l'importante è portare a casa il risultato, gliel'ha garantito Forza Italia. Com'è che la mettiamo? Ma la mettiamo male, perché secondo me, io può essere che mi sbaglio, ma lì c'è intanto la questione della presidenza della regione Lombardia, che è chiarissimo che Fratelli d'Italia vuole per sé, mi pare evidente. La Lega ha due strade: o resiste e dice non si tocca, ma con questi risultati elettorali francamente penso che sia complicato, anche perché semmai Salvini deve salvaguardare il vero serbatoio di voti che oggi sta fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, parliamoci chiaro, ma potrebbe avere una contropartita sul sindaco di Milano, ammesso e non concesso che trovi un candidato degno di questa carica. E allora cosa fa Forza Italia? Avendo capito che ci può essere questo gioco, spariglia per dire: se non mi date il sindaco di Milano a me, io costituisco un altro raggruppamento, appoggio un altro raggruppamento, rompo in sede amministrativa e solo a Milano il centrodestra. Allora, le intemerate contro Forza Italia, se dal punto di vista della facciata hanno un senso, dal punto di vista dello scenario politico sono sbagliate, perché bisogna immediatamente ragionare di una candidatura di sindaco a Milano che ricostituisca subito l'unità del centro-destra, dando per scontato che al Pirellone prima o poi arriva uno di Fratelli d'Italia. Questo è lo schema, secondo me.
Carlo, avremo modo di riparlarne sicuramente. Io intanto, non so pur nella breve... Non so se sei d'accordo, ma io darei questa lettura. No, io la condivido perfettamente perché mi sembra lineare, logica. Poi magari ce ne saranno altre altrettanto logiche, ma questa qui mi sembra la più evidente, la più chiara. E soprattutto però mi sembra che anche su Milano bisogna che ci si svegli un attimo perché non si può fare la figura della scorsa elezione. Io andrei in giro per l'università a cercare un altro nido, a occhio, no? Vabbè. Tu sfondi una porta aperta, è stato uno dei miei professori del quale ho il ricordo migliore, quindi non esistono più. Comunque, mi dispiace Carlo, doverti abbandonare, do un bacio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. grazie. Se vuoi possiamo fare domani un supplemento, vedi tu. Domani non ce la facciamo, però dobbiamo... Allora, io ti ringrazio lo stesso. Faremo una lunga prossima settimana. Ciao a tutti. Grazie Carlo. Un abbraccione. Ciao. Grazie a Carlo Cambi, piccola pausa e poi vi propongo qualcosa io. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci in onda. Perché l'apprendista stregone? Perché nasceva oggi a Parigi nel 1865, il 1° ottobre, Paul Dukas, che componeva questo celeberrimo pezzo che era basato su un racconto di Wolfgang Goethe e che diventerà poi disneyano. Topolino, l'apprendista stregone, lo ricordiamo tutti. Intanto un'occhiata all'agenzia ANSA e poi vi vorrei proporre alcuni pezzi in particolare che sono di un certo interesse, credo. Intanto l'agenzia ANSA apre in questo momento con la questione di cui parlavamo prima, ovvero la flottiglia 130 miglia da Gaza
per ora nessun alt, c'è tutto un live, c'è questa questione di interesse nazionale, come sapete, che tiene il banco in assoluto. Secondo titolo per la cronacaccia nera: uccide moglie e figlio nel Beneventano, ammette gli omicidi, ma l'avete già visto 18 volte a quest'ora della giornata. E poi l'esercito israeliano, l'IDF, che chiude la strada per Gaza City. Si può soltanto evacuare, scrive l'agenzia ANSA in questo momento. Ma al di là della prima pagina dell'agenzia ANSA, io vi vorrei proporre intanto, esulando per un attimo dal quadro internazionale, vi vorrei proporre un bell'articolo che si trova in home page stamani, in questi giorni, anzi, su truenumbers.it, che è il sito che ogni tanto vi consiglio di frequentare perché dà spazio ai numeri, ai dati. Ebbene, i numeri in questo caso sono molto interessanti. Sono i numeri di quanto si spende in Italia, quanto spendono in particolar modo i comuni, ma suddivisi per regioni, in servizi sociali. La spesa totale è di 8 miliardi e 900 milioni. Come forse molti sanno o possono intuire, la spesa sociale in Italia è molto alta nelle due province autonome di Bolzano e di Trento. Tra Trentino Alto Adige e Bolzano siamo, per esempio a Bolzano, a 607 euro di spesa sociale pro capite, cioè suddivisa per tutta la popolazione residente, che è il record assoluto in Italia. Il secondo posto spetta alla provincia complessiva di Trentino e Bolzano, cioè alla regione Trentino Alto Adige o Südtirol, che dir si voglia, nel suo complesso, che include anche Trento sostanzialmente, e che nel suo complesso spende 475 euro. Per arrivare a un livello decente dobbiamo rimanere a una regione a statuto speciale, ovvero la Val d'Aosta, 411 euro pro capite di spesa sociale. I dati sono riferiti alla fonte Istat del 2022. C'è sempre questa cosa per cui i dati reali arrivano con troppo ritardo. Comunque ci basiamo su dati 22, ma questa è la fotografia. Allora, Bolzano leader assoluto di spesa sociale con Trento, e poi terzo posto per la Valle d'Aosta, quarto posto per un'altra regione a statuto speciale, vale a dire il Friuli Venezia Giulia, che però spende la metà di quanto non spenda Bolzano. Bolzano 607 euro, il Friuli Venezia Giulia 318. 411 dicevamo la Valle d'Aosta. La Sardegna non se la cava per niente male come spesa sociale, diciamo così assistenziale in questo caso, 309 euro in Sardegna, e poi a scendere tutti gli altri. Fanalino di coda, come diceva Mike Bongiorno, la Calabria, 44 euro, cioè Bolzano spende 607 euro per ogni suo cittadino per spesa sociale, la Calabria 44, Basilicata 68, la Lombardia si ferma a 164 e il Veneto a un modesto 126, superato dalla Toscana che ne spende 168. La questione di fondo, però, il riassunto dei riassunti, su questa spesa di 8,9 miliardi in servizi sociali, agli anziani vanno sempre meno soldi, agli immigrati invece sempre di più. Gli immigrati hanno avuto una spesa sociale a loro beneficio in esplosione, si può dire, più 29,3%, poi vediamo meglio rispetto a quale anno e in quanti anni. Comunque scrive truenumbers.it, lo trovate in home page, questo articolo, ve lo consiglio: asili, famiglie, assistenza ad anziani, persone fragili e immigrati. I comuni italiani in tutto mettono sul piatto 10 miliardi e 900 milioni di euro per i servizi sociali, non 8,9 bensì 10,9. Del totale 812 milioni gravano direttamente sulle famiglie, 1 miliardo e 2 dal Servizio Sanitario Nazionale, e quella cifra che dicevo prima, 8 miliardi e 900 milioni, su un totale di spesa sociale di 10 miliardi e 900 milioni, ecco, su un totale di 10,9, 8,9 miliardi sono a carico dei bilanci comunali. Spesa corrente suddivisa tra 1 miliardo e mezzo per i nidi, 7 miliardi e mezzo per la rete dei servizi sociali, cioè sostanzialmente i comuni spendono in Italia 7 miliardi e mezzo per servizi sociali. Il totale, comprendendo il Servizio Sanitario Nazionale e le famiglie, ci porta a quasi 11 miliardi per i servizi sociali. Negli ultimi 12 mesi, cioè nell'ultimo anno, la spesa sociale comunale è aumentata
del 5,8% a prezzi correnti, ma senza guadagnare peso sull'economia reale nazionale. L'incidenza sul prodotto interno lordo è rimasta stabile allo 0,46%, cioè non c'è stato aumento di spesa sociale rispetto al reddito. Siamo sempre lì. Una quota che racconta un percorso fatto di oscillazioni varie. Dallo 0,39% di spesa sociale sul PIL del 2004 si è arrivati a 0,47 nel 2009, 0,42 poi nel 2015-19. Nel 2020, con i finanziamenti straordinari, emergenza Covid e buoni spesa, si è tornati allo 0,47. Comunque, diciamo in soldoni, di questi 11 miliardi di spesa per i servizi sociali larghissimamente a carico dei comuni, con 8 miliardi e 9 che spendono i comuni, sul prodotto interno lordo nazionale la spesa sociale è rimasta ferma. Non spendiamo di più per i servizi sociali. Il problema è che spendiamo sempre meno per gli anziani e sempre di più per gli immigrati. Il problema, o comunque al di là del problema o non problema, il dato di fatto. Guardando a come vengono distribuite le risorse, il quadro è molto netto. Famiglie e servizi per la disabilità assorbono 2/3 di questa spesa sociale. A bambini, ragazzi e nuclei con figli va il 37%, diviso tra nidi, servizi per la prima infanzia, 15%, e altri interventi sociali, 21%. Per quanto concerne le persone con disabilità, la quota di spesa sociale è abbastanza elevata, è il 27,5% di quel totale di quasi 11 miliardi di cui parlavamo. Quanto agli anziani, a loro tocca appena il 14,8%, nonostante siano la fascia della popolazione che cresce più rapidamente. Questo dato stona ancora di più, scrive True Numbers, se confrontato con quello dedicato agli immigrati, il 5,1% del totale, in forte aumento negli ultimi anni. Crescono le risorse per inclusione e integrazione, ma si domanda il sito truenumbers.it, perché non succede lo stesso per gli ultra 65enni che rappresentano una fetta sempre più ampia del paese? Le altre voci restano marginali. Il 9% è destinato a povertà ed esclusione sociale, solo lo 0,3% alle dipendenze, il 6% ad attività generali. Ma non si tratta solo di come vengono ripartite le risorse, conta anche il dove, come dicevamo prima. La spesa sociale varia in modo molto marcato a livello territoriale. Nella provincia autonoma di Bolzano ogni residente beneficia in media, sono i polli, i famosi polli, i 2 polli di Trilussa, comunque ogni residente beneficia in media di 607 euro all'anno di spesa comunale per servizi sociali. Questa quota scende a soli 44 euro in Calabria, un divario enorme che fotografa quanto l'accesso al welfare, scrive truenumbers.it, sia dipendente dalla capacità di spesa dei bilanci regionali e comunali. Le famiglie con figli assorbono una parte sempre più rilevante del welfare dei comuni, spesa complessiva 3 miliardi e 300 milioni di euro, più 4,7% sull'anno prima. Stiamo parlando del raffronto tra 2021 e 2022. Dati per cui abbiamo i numeri certi, prima insomma che arrivasse il governo Meloni. Quasi la metà delle risorse, 1,4 miliardi di euro, è destinata a nidi e servizi per l'infanzia, 1,9 miliardi copre gli interventi sociali in senso stretto. Nel 2022 oltre 734 mila minori e famiglie sono stati presi in carico dal servizio sociale professionale, con una crescita del 7,7% rispetto al 2021. Le attività extrascolastiche hanno coinvolto 223.000 ragazzi e 196.000 nei centri estivi. Per le famiglie più fragili, 187.000 contributi per servizi scolastici, eccetera. La disabilità è diventata un tema centrale nei bilanci comunali. Il sostegno ai disabili assorbe quasi il doppio della spesa per gli anziani. Nel 2022 i fondi per i disabili hanno raggiunto 2 miliardi 400 milioni, più 10,9% rispetto al 21, più 44% rispetto al 2011, 10 anni prima. La media nazionale arriva a 2.217 euro all'anno per ogni persona con disabilità sotto i 65 anni. Nel nord-est la spesa pro capite sale a 2.740 euro, mentre al sud resta ferma a 1.070 euro. Ma c'è un tema che sottolinea con molta chiarezza True Numbers: gli anziani aumentano, i fondi per loro no. I fondi per i disabili sono aumentati e questo non può che fare
piacere a tutti naturalmente, ma per quelli per gli anziani no. Quelli che aumentano più di tutti sono i fondi per gli immigrati. I soldi messi a disposizione dai comuni per gli anziani non seguono l'aumento del numero di anziani. Nel 2022 la spesa sociale per gli ultra 65 anni è stata infatti solo il 14,8% del totale, in soldoni 1 miliardo e 300 milioni contro, dicevamo prima, i 2 miliardi e 4 della spesa per sostegno ai disabili. 10 anni prima, questo è il punto, nel 2012 la spesa per gli anziani era più alta, era il 20% del totale. Insomma, possiamo dire che tra 2012 e 2022 la spesa per gli anziani è stata tagliata dal 20% del totale della spesa sociale al 14,8% del totale. Nel 2012 ogni anziano riceveva 107 euro all'anno di servizi, nel 2022 ne riceve 93. Anche qui c'è un divario territoriale molto marcato, perché il divario territoriale ripropone, diciamo così, la differenza fra le province autonome, il nord e il sud. In provincia di Bolzano la spesa per ogni anziano supera i 1.459 euro. In Calabria si ferma a 19. Qui non stiamo parlando di un paese diviso, ma proprio spaccato, completamente spaccato. 1.459 euro di spesa pro capite per anziano all'anno in provincia di Bolzano, 19 euro in Calabria. E anche allargando lo sguardo alle macro aree regionali emergono squilibri. Al nord-est la spesa è 174 euro pro capite, da dire quasi 10 volte meno di Bolzano, più del quadruplo però dei 40 euro del sud. Questo è il quadro, direi, molto eloquente. Per quanto riguarda i servizi, l'assistenza domiciliare pesa per 464 milioni di euro, sempre per gli anziani, e raggiunge in media 33 euro per anziano residente, ma con differenze abissali anche qui, 47 euro al nord-est contro 21 del sud. E l'ultima questione che affrontiamo è quella del fatto che esistono più poveri presi in carico, ma meno soldi spesi. E l'ultima questione, perché poi l'ultima è quella degli immigrati, la cui spesa è arrivata ai massimi storici. Ecco, dicevamo che questo è il paradosso che viene fuori da questi numeri. Vi ripeto, lo trovate in home page su truenumbers.it. Allora, il paradosso è questo: più poveri vengono presi in carico dai servizi sociali, ma si spendono meno soldi, cioè le fette di torta che toccano a questi poveri diventano sempre più sottili. Nel 2022 i fondi sono scesi a 800 milioni di euro, con un taglio di 102 milioni rispetto all'anno prima, mentre le persone assistite sono salite a 559 mila. Anche qui differenze enormi tra nord e sud. Chiudiamo con la questione degli immigrati. Nel 2022 i comuni italiani hanno battuto ogni record di spesa per l'inclusione degli immigrati, 452 milioni di euro, pari al 5,1% del welfare locale. In 12 mesi sono entrati in gioco 102 milioni in più, cioè in un solo anno, tra il 21 e il 22, la spesa per l'inclusione degli immigrati è aumentata di 102 milioni, vale a dire più 29%. Un incremento che non c'è stato né per gli anziani né per i disabili né per nessun altro. Incrementi da primato nelle isole e nel sud, rispettivamente più 40 e più 34% di spesa. Questa crescita segna una svolta dopo anni di alti e bassi. Prima il boom del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, più 73% tra il 2013 e il 2017, poi, conclude True Numbers, una frenata di queste cifre, quando le regole avevano ristretto la platea dei beneficiari, e infine il rilancio del 2020 con il sistema di accoglienza e integrazione che riapre i servizi anche ai richiedenti asilo. A cambiare i bilanci, ma anche le persone coinvolte. Nel 2022 il servizio sociale professionale ha preso in carico 159.000 stranieri, 17,9% in più rispetto all'anno prima, e sono esplose le strutture residenziali per gli stranieri, da 22.400 utenti nel 21 a oltre 34.000, con una spesa salita da 189 a 276 milioni di euro. Sintesi estrema nel titolo di True Numbers: agli anziani sempre meno fondi, mentre per gli immigrati aumenti del 29,3%.
E questi sono i numeri, poi ognuno la pensa come vuole e tira le somme che vuole. A proposito di anziani, di invecchiamento, di spesa sociale, vi segnalo un, come sempre, stimolante articolo del professor Luca Ricolfi che è stato pubblicato sul Messaggero il 27 settembre scorso e che trovate anche sul sito fondazioneium.it, la fondazione David Hume coordinata dallo stesso professor Ricolfi. Invecchiamento e welfare, anziani, perché è un problema soprattutto italiano, scrive Ricolfi. Ce lo leggiamo insieme questo articolo perché, come sempre, vale la pena di rifletterci sopra quello che scrive il professor Ricolfi. I recenti dati dell'Istat sulla spesa per gli anziani, quelli di cui parlavamo anche prima, peraltro, sulla scorta dei numeri di True Numbers, i recenti dati Istat, spesa per anziani in Italia, pongono certamente, scrive il professor Ricolfi, un problema di equità territoriale, come abbiamo visto. La spesa è squilibrata non solo fra nord, centro e sud a danno del sud a favore del nord, ma anche fra zone urbanizzate e piccoli centri delle zone interne. Tuttavia, se guardiamo le cose in prospettiva, quello degli squilibri territoriali è il problema minore, nel senso che è risolvibile. Si tratta solo, si fa per dire, di ripartire meglio le scarse risorse disponibili. Il vero problema che darà filo da torcere alle prossime generazioni, scrive Ricolfi, è il rapidissimo processo, questo è il punto, di invecchiamento della popolazione nei paesi avanzati, europei ed extraeuropei. Il fenomeno è in atto da decenni e ha due determinanti fondamentali: il crollo delle nascite, in buona parte dovuto alle scelte esistenziali dei cittadini dei paesi ricchi, e l'allungamento della speranza di vita, in buona misura dovuto ai progressi della medicina. Le conseguenze del rapido invecchiamento della popolazione sono note. Una quota elevata di anziani mette in crisi il sistema pensionistico, ponendo la politica di fronte al dilemma: pensioni più basse o maggiori prelievi contributivi su chi lavora. Una durata maggiore della vita fa lievitare i costi del sistema sanitario, che non dipendono solo da quanti vecchi ha in carico, ma anche da quanto è lunga la loro vita residua. Quello su cui forse non riflettiamo abbastanza, però, scrive Luca Ricolfi, è quanto differenti siano le situazioni dei vari paesi anche all'interno della comune famiglia europea e quanto particolare, cioè drammatica, sia la situazione dell'Italia. In Italia, infatti, si cumulano tutti i fattori che rendono esplosivo il problema degli anziani. Tanto per cominciare, il tasso di fecondità, numero di figli per donna in età fertile, in Italia è fra i più bassi del mondo. Fra le società avanzate, soltanto Singapore, Malta e Spagna fanno meno figli di noi. Da qui un inevitabile squilibrio fra la popolazione in età da lavoro e la popolazione anziana, le cui pensioni, specie in un sistema a ripartizione come il nostro, dipendono dai contributi versati dagli occupati. Uno squilibrio questo aggravato dal fatto che in Italia non hanno mai decollato i sistemi pensionistici complementari, il secondo e terzo pilastro della previdenza. Questo squilibrio è aggravato dal fatto che il nostro tasso di occupazione, a dispetto dei notevoli progressi degli ultimi anni, il 1 milione di nuovi occupati vantato da Giorgia Meloni, il tasso di occupazione resta uno dei più bassi dell'Occidente, quello italiano. E meno lavoratori occupati significa meno contributi previdenziali, che a loro volta significano meno risorse per le pensioni degli anziani. Infine, scrive Ricolfi, non si può non menzionare un fattore per tanti versi ultra positivo, ma che aggrava il problema. L'aspettativa di vita è una delle più alte al mondo, con conseguente pressione sui costi del sistema sanitario. In breve, in Italia si concentrano i tre fattori che rendono esplosivo il problema dell'invecchiamento della popolazione, vale a dire meno nascite, meno occupati, più speranza di vita. Unico risvolto positivo: l'esercito dei nonni, finché sono in salute, fornisce un contributo fondamentale all'educazione e alla felicità dei ragazzi e di fatto costituisce un pilastro fondamentale del nostro stato sociale, del nostro welfare, in questo diversissimo dal sistema che vige nei paesi scandinavi, dove i vecchi sono tenuti lontani dai familiari e abbandonati a sé. Si possono contrastare queste derive?
Per certi versi no, scrive Ricolfi. Il crollo della fecondità è un processo planetario che in Italia è solo più avanti che altrove e tutt'al più potrebbe essere rallentato. Per altri versi sì, portare il tasso di occupazione vicino a quello dei paesi nordici si può fare e in parte si sta facendo. Per altri versi ancora non è proprio il caso. L'allungamento della speranza di vita è una conquista e sarebbe stolto invidiare i paesi in cui guerre, malattie e modi di vivere dissennati accorciano la vita. Quel che è certo però è che le risorse per rendere vivibili e dignitosi gli ultimi anni sono, oltre che mal distribuite, gravemente insufficienti e per renderle adeguate le vie sono due: rendere territorialmente meno squilibrata la spesa pro capite e aumentare la quota di prodotto interno lordo dedicata alla sanità e all'assistenza, compresi i necessari investimenti in ricerca, infrastrutture, edilizia. Il problema è, conclude Luca Ricolfi, che a parte la consueta, ignorata e non decisiva via della spending review, tale aumento di spesa può essere realizzato soltanto in due modi: o sottraendo risorse ad altri impieghi, ma quali? Scuola, trasporti, infrastrutture, armi, o permettendo all'economia di crescere e creare nuovi posti di lavoro, che sono l'unica polizza di assicurazione per il futuro del nostro stato sociale, cioè crescere di più economicamente. Ma questo è un tema che, come abbiamo visto, molto difficile da affrontare perché la crescita dell'Italia, tutto sommato, è molto modesta, come quella di tanti altri paesi, per carità, però molto modesta. Non ne usciamo, insomma, facilmente. Lasciamo Ricolfi con un altro articolo che voglio segnalarvi prima della pausa delle 10:30 e che ci porta verso gli altri temi di cui ci occuperemo da qui alle 11, e sono le questioni relative alla libertà di espressione, al politicamente corretto, in relazione, poi lo vedremo anche un po' meglio, alla questione medio orientale. Intanto però, qualche tempo fa Luca Ricolfi, sempre su un altro quotidiano in realtà, non sul Messaggero ma sulla Ragione, si era occupato, lo trovate anche questo su fondazioneium.it, dello sconcerto, dell'indignazione, della rabbia che avevano suscitato le parole del matematico molto mediatico, scrive sui giornali e spesso in TV, Pier Giorgio Odifreddi, che il quale aveva praticamente sminuito in sostanza la gravità del gesto con cui un estremista di sinistra americano ha ucciso Charlie Kirk, estremista di destra. Le frasi incriminate di Odifreddi, nota Ricolfi, sono ben 4. Nella prima, a una domanda sull'uccisione di Kirk, il professor Odifreddi rispondeva testualmente che sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante del movimento di Trump, MAGA, Make America Great Again, sono due cose molto diverse perché Martin Luther King predicava la pace e invece il MAGA e Trump, puntini puntini. Le altre 3 frasi sono delle specie di proverbi o paragoni per giustificare l'affermazione principale. Il primo, dice Odifreddi, è che chi semina vento raccoglie tempesta. Il secondo pseudo proverbio: Gesù diceva chi di spada ferisce, di spada perisce. Ma Odifreddi, nota Ricolfi, è uno scienziato non credente e per perfezionare il ragionamento ha sfoderato il terzo pseudo proverbio, più laico. Se non si vuole citare Gesù Cristo, si può citare una legge della fisica per cui a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Per completare il ragionamento, Di Freddi poi cerca di far intendere che anche la vittima, cioè l'estremista di destra Kirk ucciso, ha le sue responsabilità in quanto odiatore. Non è necessario sparare per incitare all'odio. Le parole possono essere macigni, dice Odifreddi, tutte varianti del se l'è cercata, usato per attenuare le responsabilità di violentatori e stupratori. Adesso facciamo la pausa, però poi arriviamo al cuore del ragionamento di Ricolfi: perché Odifreddi può dire che se l'è cercata, ma non la possono dire invece tanti altri esponenti che non siano di sinistra? Lo vediamo tra poco, però il ragionamento di Ricolfi coglie, credo, un punto essenziale. A tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Ma buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, eccolo qua, mamma mia, io vi vedo con gli occhi al cielo, mamma mia, che amore, qua ancora Alberto Acerbis, abbiate pazienza, un minuto, visitate olioacerbis.com, andate nel reparto dell'integrazione, troverete in modo particolare, questo è il momento, Bronco Free. Cos'è che schi? Bronco Free noi lo proponiamo su questa emittente da 23 anni. Matteo si ricorda. Perché è importante Bronco Free? Perché in maniera naturale e non chimica calma tosse grassa, tosse secca, fluidifica il catarro in eccesso per facilitare l'espettorazione. Parlo difficile. Per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, altea, papavero, marrubio e verbena, che sono calmanti, coadiuvanti anche della tosse, ce la calmano. Quindi la bava di lumaca fluidifica il catarro. Timo, verbena, papavero, marrubio calmano la tosse. Alla mattina vi svegliate, pantofolina, zec, 2 bei colpi di tosse e vi liberate, è importante. Guardate che non contiene né glutine né saccarosio, lattosio, OGM coloranti, possono prendere anche i piccini. Chiaramente però non è una cosa industriale, quindi velocemente, se volete prenotarlo, 59 euro, 3 flaconi, 3. olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure se volete farlo stamattina, chiamate, per informazioni c'è Miriam, 030 68 40 408. Ma andate a visitare il sito, non perdiamoci di vista, dite come ci è conosciuto Radio Padania, un regalo per voi. Radio Libertà, ho sbagliato, sarò nostalgico. Vabbè, olioacerbis.com, vi voglio bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, torniamo all'articolo, al pregevole articolo di Luca Ricolfi sulla vicenda Kirk, no? E sulle parole del matematico di sinistra Pier Giorgio Di Freddi, che alla fine quello lì se l'è cercata, perché le parole possono essere macigni. Il punto su cui vorrei attirare l'attenzione è un punto di tipo storico-empirico, scrive Ricolfi. Vale a dire cosa? Quello che mi colpisce è la simmetria, la asimmetria, che negli ultimi anni in Italia si è venuta instaurando nelle manifestazioni di esaltazione della violenza. Mentre in passato il ricorso alla violenza era praticato e teorizzato dall'estrema sinistra, Brigate Rosse e altri gruppi, e dall'estrema destra, NAR e altri, oggi a praticare o celebrare la violenza sono quasi esclusivamente persone e gruppi di sinistra o genericamente antifascisti. Negli ultimi anni, ad esempio, è diventato normale manifestare con immagini di Giorgia Meloni e altri politici di destra a testa in giù. È normale che dibattiti, presentazioni di libri, lezioni vengano impedite con la forza, perché fra gli interventi previsti ci sono quelli di ebrei o di persone di destra. È normale che se la destra scende in piazza, antagonisti e centri sociali organizzino un controcorteo per impedire che il corteo sbagliato possa svolgersi in pace. È normale vedere studenti che scandiscono il vecchio slogan "uccidere un fascista non è reato", preceduto da un raccapricciante "il maresciallo Tito ce l'ha insegnato". Come? Con le foibe? Si domanda Ricolfi. Oppure la lotta partigiana ce l'ha insegnato, o addirittura il grottesco "la nonna partigiana ce l'ha insegnato". È normale che alla costruzione della linea dell'alta velocità in Val di Susa ci si opponga con la guerriglia contro le forze dell'ordine. Infine è normale che tutto questo susciti comprensione, prudente silenzio, minimizzazione, talora persino compiacimento in una parte dell'establishment progressista. Si può obiettare che in questi anni gesti violenti non sono mancati nemmeno a destra, su tutti l'assalto di Forza Nuova alla CGIL, ma l'obiezione non coglie il punto. Sono la frequenza e l'ampiezza del sostegno alla violenza a essere incomparabilmente superiori a sinistra. Perché? E qui si arriva al cuore del ragionamento del professor Ricolfi.
Perché dunque la frequenza e l'ampiezza del sostegno alla violenza sono incomparabilmente superiori a sinistra? Io temo che dietro questa asimmetria dei comportamenti in realtà lavori una asimmetria più profonda su un piano psicologico e morale. Destra e sinistra sono entrambe portatrici di visioni del mondo, mentalità, percezioni tra loro differenti. Ma c'è una differenza cruciale. Mentre il Allora, il mezzo tecnico ci ha lasciato improvvisamente a piedi, stavamo concludendo il ragionamento, il fulcro del ragionamento del professor Ricolfi sul perché la violenza è più tollerata a sinistra che a destra, no? Il sostegno alla violenza è molto superiore a sinistra che non a destra, per un motivo molto semplice. Intanto prego la regia di eliminare il brusio di sottofondo. Il motivo è molto semplice, perché? Perché secondo Ricolfi il tipico militante conservatore è consapevole della parzialità del proprio punto di vista. Quello progressista invece è sinceramente convinto della superiorità e giustezza del proprio punto di vista, dei propri principi, che percepisce come valori universali e dunque non negoziabili e come tali degni di essere imposti a tutti questi valori, con le buone o con le cattive. Insomma, è una cosa molto semplice quella che sottolinea il professor Ricolfi, ma che sottolineano in pochi, perché le cose semplici, ovvie, diciamo pure molto evidenti, chiare, difficilmente vengono considerate, no? Si preferisce ometterle. La cosa è molto semplice. A sinistra sono convinti della propria superiorità, della giustezza dei propri principi, principi universali, principi non negoziabili e quindi degni di essere imposti a tutti, imposti con le buone o imposti con le cattive. Da qui l'attrazione fatale per il mezzo di coercizione che è fondamentale e sempre disponibile a chiunque, vale a dire l'esercizio della violenza, un'attrazione tipica di tutti i fondamentalismi e che non a caso fuori dal perimetro della sinistra si manifesta in modo sistematico nelle violenze di alcuni fanatici religiosi contrari all'aborto, anche qui in nome di un valore universale non negoziabile, cioè il diritto alla vita del nascituro. Sono gli orrori del bene, conclude Luca Ricolfi. Lasciamo Luca Ricolfi, adesso vi segnalo, a proposito di cose da imporre, di violenza, una violenza di regime in questo caso, strutturata, istituzionalizzata, sto parlando della Cina. Su Asia News c'è un articolo, un breve articolo, ma interessante, come molti dei pezzi di asianews.it, sull'ultima trovata dittatoriale di Xi Jinping, che riguarda anche le religioni, no? A proposito della religione cattolica, si era detto che Papa Bergoglio era stato anzi criticato per aver insomma un po' accondisceso alle richieste del regime cinese.
che non riguardano solo la religione cattolica ovviamente, ma tutte le religioni. Le religioni vanno rese più cinesi, cioè sinicizzate, se no non funzionano, non vanno bene. In un intervento a una sessione ad hoc del Politburo del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping ha chiesto che tutte le dottrine, le regole, i sistemi di gestione, i rituali, i costumi, le norme di comportamento delle religioni incarnino le caratteristiche cinesi e si adattino alle esigenze dei tempi, cioè comando io sulle religioni, raccomandando un'applicazione rigorosa dei regolamenti e il rafforzamento delle direttive politiche. Qualcuno dirà, bella scoperta, però anche qui siamo nel campo delle cose ovvie, come quella che sottolineava Ricolfi prima sulla violenza a sinistra. Siamo nel campo delle cose ovvie, ma chiaramente nessun vascello, nessun insieme di flottiglie parte per combattere contro la dittatura cinese, mi sembra evidente. E facciamo finta di niente che ci siano minoranze oppresse come gli uiguri, che peraltro sono musulmani, o comunque minoranze oppresse come tutti coloro che sono dissidenti, anche cristiani radicali nel senso che si attengono al messaggio cristiano, sono ostracizzati, sono messi nei campi di lavoro, sono fatti fuori a centinaia di migliaia, a milioni nel corso degli anni, ma questo non importa. Non c'è nessun genocidio culturale in atto in Cina, vero? E andiamo avanti così. Per quanto riguarda invece il piano di Trump per la pace in Medio Oriente, vi segnalo l'osservazione del professor Ugo Volli, l'articolo del professor Ugo Volli sulla testata shalom.it, la testata della comunità ebraica di Roma. Il titolo dell'articolo, il piano di Trump segna la vittoria di Israele. Ve lo propongo. È davvero un passo storico il piano annunciato da Trump e Netanyahu, scrive il professor Volli, perché questo piano annuncia la via d'uscita dalla guerra scatenata 2 anni fa da Hamas con il sostegno dell'Iran e segna una piena vittoria israeliana. Alla conferenza stampa dei due leader è seguita una dichiarazione formale di appoggio dei maggiori stati islamici: Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati, Turchia, Indonesia, che è il più popoloso paese musulmano del mondo, e il più forte militarmente, il Pakistan. Tutti questi stati hanno appoggiato il piano di pace Trump-Netanyahu. E perfino l'autorità palestinese, l'ANP, ha dichiarato il suo consenso, anche se l'accordo la taglia fuori dalla gestione di Gaza fino a una riforma profonda, reale e non fatta di parole, come ha detto Netanyahu, cioè comprendente la fine del pagamento da parte dell'autorità nazionale palestinese di stipendi ai terroristi, la fine dell'incitamento anti-israeliano nelle scuole e nei media, la fine dell'appoggio alla lotta armata, la democratizzazione e la fine della corruzione. Questo per quanto riguarda l'ANP, l'autorità nazionale palestinese. In Europa hanno approvato il piano, il governo italiano per primo, quello francese, quello inglese e diversi altri. Come ha dichiarato il segretario del gabinetto israeliano Yossi Fuchs, il 7 agosto 2025 il governo israeliano aveva stabilito 5 condizioni per mettere fine alla guerra. Primo, il ritorno di tutti gli ostaggi, vivi o morti. Secondo, il disarmo di Hamas. Terzo, la smilitarizzazione della striscia di Gaza. Quarto, il controllo di sicurezza israeliano sulla striscia di Gaza. Quinto, un'amministrazione civile alternativa che non sia né Hamas né l'autorità nazionale palestinese. Ebbene, tutte queste condizioni sono soddisfatte nel piano di Trump, certamente perché non è uscito dalla solita macchina delle trattative che funzionava cercando di far pressione su Israele per fargli accettare le condizioni di Hamas. Questa volta, sottolinea il professor Volli, il processo è stato inverso. C'è stato prima l'accordo con Israele e ora Hamas ha la scelta fra accettarlo o essere completamente distrutta da Israele, con l'approvazione dell'America e senza la protezione dei suoi alleati, a parte l'Iran, che in questo momento ha il suo da fare per affrontare nuove e pesantissime sanzioni. La reazione di Hamas non è ancora nota. Il piano comunque prevede la sua realizzazione anche in caso di rifiuto di Hamas. Dall'inizio della guerra, osserva Volli, non era stata mai presentata alcuna proposta che includesse il ritorno di tutti gli ostaggi contemporaneamente, insieme al mantenimento del controllo della striscia di Gaza da parte dell'IDF, l'esercito israeliano, e alla garanzia della sicurezza
dello Stato di Israele. E per quanto riguarda l'opposizione israeliana a uno Stato palestinese, questa è soddisfatta. Il piano di pace di Trump non istituisce lo Stato palestinese. Il presidente Trump ha dichiarato di rispettare la posizione di Israele su questo punto. Le manovre tentate all'ONU da Francia, Gran Bretagna e altri stati sono rese completamente inutili. Il premio che Hamas giustamente vedeva nel riconoscimento dello Stato di Palestina per la sua azione criminale non ci sarà. Anche la richiesta di una riforma vera dell'autorità nazionale palestinese, al momento impossibile, la mette fuori gioco come voleva Israele. È poi completamente tagliata fuori e si mostra vacua e anacronistica anche la mobilitazione delle sinistre pro-Hamas dalle piazze alla flottiglia. La canea anti-israeliana e antisemita, scrive il professor Ugo Volli, continuerà probabilmente ancora per qualche tempo, ma non ha più una prospettiva di impatto reale. Il presidente Trump ha molto sottolineato nel suo discorso che il piano non ambisce solo a concludere i combattimenti a Gaza, ma vuole disegnare un nuovo Medio Oriente con collaborazioni larghe che avranno grandi effetti economici e politici sul mondo intero. Il progetto di un nuovo Medio Oriente pacifico e collaborativo fra stati che si riconoscono a vicenda senza rivendicazioni era del resto implicito nei patti di Abramo, molto citati nella conferenza stampa Trump-Netanyahu e che ora saranno probabilmente nella condizione di espandersi all'Arabia Saudita, ma anche più in là, cioè fino all'Iran, se esso cambierà regime e politica, come ha predetto Trump. Proprio contro questi patti e la pace regionale che cercava Israele era stato scatenato il 7 ottobre, con l'intento di portare tutto il mondo arabo e musulmano a combattere e distruggere Israele. Il risultato adesso è l'inverso, scrive il professor Ugo Volli su shalom.it. Il risultato adesso è lo schieramento di tutti i paesi della regione che accettano di stringere una pace con lo Stato ebraico e ragionare su un futuro comune. Questa è la vittoria più influente per il futuro, perché rompe anche le strategie anti-occidentali di Cina e Russia, con conseguenze che andranno dall'Ucraina a Taiwan. Bisogna dire, scrive ancora Volli, che questa vittoria diplomatica non sarebbe stata possibile senza le vittorie militari di Israele, senza la distruzione di Hezbollah, senza i bombardamenti che hanno disabilitato il progetto di armamento nucleare dell'Iran, senza il coraggio di sfidare il consenso internazionale e portare vittoriosamente la battaglia su Gaza, prima sull'asse Filadelfia e ora su Rafah, ora su Gaza City, e senza anche l'incursione su Doha in Qatar, che ha fallito nell'eliminare i capi di Hamas, ma è riuscita a mostrare la determinazione di Israele per distruggere le minacce. Tutte queste operazioni sono state scelte imposte da Netanyahu, spesso contro il parere dei vertici della sicurezza e degli amici o presunti tali in Occidente. Oggi, scrive il professor Ugo Volli, è tutta di Netanyahu la decisione di aderire al piano Trump, anche in questo caso contro l'opposizione di parti del governo. Per arrivare a questo punto, conclude il professor Ugo Volli, Israele ha già pagato un prezzo di sangue, con tutti i suoi caduti e i danni della guerra, e ne paga un altro dovendo liberare numerosi condannati per delitti di terrorismo anche sanguinosi. Questo è un altro dei punti dell'accordo Trump-Netanyahu, rinunciando a parte delle aspettative conseguenti alla vittoria, come la sovranità su parti della Giudea e Samaria o la conquista definitiva di parti di Gaza. Alcuni nella maggioranza Netanyahu proprio questo volevano. L'esercito resterà a tempo indeterminato una zona cuscinetto e avrà la possibilità di intervenire se ci saranno a Gaza concentrazioni terroristiche, come già accade nei territori amministrati dall'autorità nazionale palestinese, tipo Cisgiordania. Ma non basta, conclude Volli. La presenza di un'amministrazione internazionale diretta da Trump con Tony Blair e di truppe internazionali è una garanzia del processo di deradicalizzazione e di disarmo totale che è necessaria. Il piano ha soddisfatto il Likud, i partiti di riferimento degli Haredim, Gantz, Lapid e Eisenkot. Esiste una maggioranza parlamentare per sostenerlo e sembra che Netanyahu non lo sottoporrà alla riunione di governo, ma chiederà una votazione quando si metterà in pratica la liberazione degli ostaggi. I due ministri più integralisti, Ben-Gvir e Smotrich, avevano minacciato di uscire dal governo, non è detto che lo faranno, e sono rimasti in silenzio anche gli avversari di Netanyahu che vengono da destra.
Insomma, conclude il professor Ugo Volli su shalom.it, se il piano si realizzerà, anche la politica interna israeliana dovrà aprire una nuova pagina. Un'occhiata veloce all'ANSA, vediamo l'aggiornamento in questo momento, ancora lì siamo, la flottiglia a 130 miglia, fa anche rima, da Gaza e per ora nessun'altra. Vi propongo, visto che sono già le 10.50, una serie di altri articoli. Dopo quello del professor Ugo Volli, vi vorrei proporre anche l'articolo, ci arriviamo subito, che trovate su un'altra testata che spesso cito e che vale la pena di leggere, ovvero Middle East Media Research Institute, MEMRI, ma prima di arrivarci vi voglio segnalare su un'altra testata online, il sito ufficiale della comunità ebraica di Milano, mosaico-cem.it, un pregevolissimo articolo di oggi di Davide Zebuloni sugli architetti del 7 ottobre 23. Chi sono i capi terroristi di Hamas sopravvissuti alla guerra e ancora presenti a Gaza? Lo trovate in home page. C'è una leadership di Hamas, di terroristi di Hamas, che sono sopravvissuti a questi 2 anni di guerra e che sono ancora presenti a Gaza. E in questo articolo viene documentata a partire da Isaldin al-Haddad, l'unico comandante di brigata originario sopravvissuto al conflitto, agli altri che vengono puntualmente citati. Potete leggerne i nomi e le biografie una dopo l'altra, sono tanti, sono ancora moltissimi i capi di Hamas che sono capi terroristi sopravvissuti alla guerra ancora presenti a Gaza, li trovate in home page su mosaico-cem.it. Sulla stessa testata c'è un altro articolo che vale la pena leggere di Nina Prenda sul collegamento fra Hamas e la Sumud flottiglia, cioè gli organizzatori di questa flottiglia, e lo rivelano documenti trovati nella striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano, l'IDF, ha trovato documenti inerenti alla conferenza per i palestinesi all'estero, PCPA in sigla, che non è nient'altro che una delle ali di Hamas. In uno dei documenti è menzionato Saif Abu Kashk, amministratore delegato di Cyber Neptune, è una società che ha sede in Spagna e che possiede dozzine di navi che partecipano alla Sumud flottiglia. Questa in estrema sintesi. Il pezzo lo trovate su mosaico-cem.it in home page. Insomma, nella striscia di Gaza è stato trovato il documento, una serie di documenti inerenti alla conferenza per i palestinesi all'estero, che è una delle ali di Hamas, e in uno di questi documenti è menzionato colui che è l'amministratore delegato della società spagnola, è un arabo, Saif Abu Kashk, che possiede le dozzine di navi che partecipano alla Sumud flottiglia. Estremamente interessante, su Mosaico il pezzo. Su Asia News di nuovo invece vi cito, vado rapidissimo perché sono già le 10.54, un altro bell'articolo, un'intervista di Dario Salvi a un esponente della comunità palestinese ma cattolico, già rappresentante di Al-Fatah, però di Arafat, segretario esecutivo del servizio ai rifugiati palestinesi del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente. Si tratta di Bernard Sabella, il quale approva il piano di Trump. Il piano di Trump è una speranza e si imbocca una strategia complessiva di pace. Questo esponente cattolico palestinese, che però ha avuto ruoli di rilievo in Al-Fatah, cioè nel movimento di Arafat, l'autorità nazionale palestinese, questo esponente cattolico guarda con favore alla proposta in 20 punti su Gaza. È imperativo fermare la morte e la distruzione. C'è il nodo di Hamas con le sue diverse anime che deve ancora rispondere, l'auspicio di un primo passo verso la fine del conflitto, una ricostruzione che escluda gli sfollamenti o la trasformazione della striscia in una riviera, e l'importanza di una forza internazionale e il ruolo dei paesi musulmani come l'Indonesia, perché nel periodo transitorio i 20 punti di pace Trump-Netanyahu prevedono anche un'amministrazione palestinese, sostanzialmente tecnica ma palestinese e di transizione. La riuscita di questo piano di pace in 20 punti dipende dall'accettazione di entrambe le parti, ma in primo luogo da Hamas. Tuttavia, il movimento che controlla la striscia è composto da diverse fazioni con basi molteplici, da Gaza al Qatar, e quindi la questione resta molto complessa. Ma l'auspicio è che si possa compiere questo primo passo verso la fine della guerra. Così Bernard Sabella ad asianews.it.
Come vi dicevo, Sabella è già stato rappresentante di Al-Fatah, ovvero dell'organismo di primo piano dell'autorità nazionale palestinese. Questa intervista al professor Sabella la trovate su asianews.it, piano Trump è una speranza, ed è molto interessante. Su Memri invece dicevo, cioè memri.org, vale a dire Middle East Media Research Institute, vi segnalo qualche articolo degno di essere letto, il primo dei quali si riferisce alla appena citata autorità nazionale palestinese, che sta ancora attualmente, perché voi avrete sentito prima che tra le condizioni poste da Netanyahu per il ruolo dell'autorità nazionale palestinese c'era che finisca di dare stipendi ai terroristi e di pagare per uccidere i prigionieri e le famiglie dei martiri. Ebbene, il fatto è questo, che l'autorità nazionale palestinese sta continuando a dare stipendi ai prigionieri palestinesi, contrariamente a quanto riportato dai media dell'Occidente, secondo cui tali pagamenti sarebbero stati sospesi. Insomma, l'autorità nazionale palestinese non ha sospeso la sua pratica, pagare per uccidere, cioè il pagamento di stipendi a un numero compreso tra 35.000 e 40.000 prigionieri palestinesi che hanno compiuto attacchi contro israeliani, compresi i civili, e alle famiglie dei martiri, cioè tutti i terroristi uccisi in questi attacchi. Tutto ciò che l'autorità nazionale palestinese ha fatto è stato emanare un decreto modificando le modalità di pagamento dei fondi. Insomma, l'ANP non ha smesso di pagare per uccidere i prigionieri e le famiglie dei martiri. Sempre su Membri c'è un altro articolo che dà conto invece della posizione di alcuni scrittori egiziani che sostengono un'altra questione. Vi ricordate la Siria, no? La dittatura, il regno di Assad è stato sconfitto, buttato giù, adesso c'è un nuovo presidente siriano che era uno dell'ISIS, guarda un po' che roba. Incredibile ma vero, sembrerebbe di poter dire, però anche questo passa in sordina rispetto a tutto il resto. Comunque il regime del nuovo presidente siriano Al-Shara, ISIS, ex ISIS, adesso si è ripulito, ha messo la giacca, la cravatta, eccetera, come Assad, del resto, quello che era l'arcinemico, e in ogni caso il regime di Al-Shara in Libia non ha affatto rinnegato il suo passato jihadista, cioè di guerriglia e guerra coranica. Si presenta come moderato e intanto sta massacrando le minoranze siriane. È una bella sfiga essere nati in questo secolo e nel secolo scorso come appartenenti a una minoranza in Siria, perché ti hanno bastonato gli Assad e continuano a bastonarti naturalmente anche adesso. E il presidente siriano, ex ISIS, non fa altro che continuare questa tradizione. Sta massacrando le minoranze siriane, però non c'è nessun vascello che si occupi di questa questione, solcando il Mediterraneo naturalmente. Il pezzo lo trovate su membri.org, così come sempre su membri.org vi segnalo un altro articolo. Allora, la questione, diciamo, della Siria, dove il presidente non funziona, è affrontata da alcuni scrittori egiziani. Ancora più interessante è il fatto che ci sia un opinionista degli Emirati Arabi Uniti, un editorialista, che fortunatamente ha il coraggio e la possibilità di scrivere sul quotidiano degli Emirati Al-Arab, con sede a Londra però, perché sennò l'avevano fatto fuori di già. Il giornalista yemenita Ani Salem Mashur ha scritto un articolo contro Hamas. Hamas è il vero nemico dei palestinesi, è un ostacolo per la pace, gli arabi devono liberare la Palestina dall'occupazione di Hamas. La sua rubrica, risalente allo scorso 2 agosto, sul quotidiano degli Emirati Arabi, appunto Al-Arab, prudentemente con sede a Londra, il giornalista yemenita Mashur ha duramente criticato Hamas e lo ha accusato di dirottare la causa palestinese e di vanificare ogni possibilità di pace. Sono arrivate le ore 11, questa roba qua la trovate su membri.org, così come trovate un altro bell'articolo, c'è un video, sull'espansione dello Stato islamico a proposito di ISIS in Africa. Questo è un altro tema gigantesco, cioè l'espansione dell'Islam in Africa, oltre che della Cina in Africa. Non abbiamo tempo per affrontare nulla, sono le 11. Io vi saluto qua, avete ascoltato prima un pezzettino dell'eroica di Chopin perché oggi nasceva appunto a Kiev Vladimir Horowitz, magistrale interprete non solo di Chopin, ma di tutto il pianismo del Novecento, di tutte le composizioni per pianoforte del Novecento. Un grandissimo, un monumento della musica. Credo che non facciamo in tempo ad ascoltare altro, per cui buona prosecuzione di ascolto a tutti, buona mattinata. Avete ascoltato Gli Scorretti,
Una